Più di 1000 persone arrivate da tutta Europa per prendere parte alla manifestazione sull'ambiente che si terrà al Lido di Venezia. Basta inquinamento, basta smog è il leitmotiv del raduno che tiene alta l'attenzione su problemi che spesso vengono messi in secondo piano. 4 giorni di incontri, workshop, azioni di protesta, momenti assembleari e di socialità con lo scopo di creare uno spazio di dialogo e di confronto per immaginare nuove pratiche per far fronte comune su un tema, il clima, che non può essere più ignorato dai cittadini del mondo e dai governi. Sono venuta a questo camp perché il cambiamento climatico è una cosa a cui credo molto e quindi mi fa piacere e voglio esserci quando si organizzano queste cose, anche e soprattutto per diffondere e rendere partecipe anche tutte le altre persone. Il Climate Camp si svolgerà in concomitanza della mostra del cinema di Venezia e dunque la volontà del camp è quello di utilizzare proprio lo spazio del red carpet per dare maggiore visibilità all'urgenza climatica che stiamo vivendo e spingere chi di dovere a parlare di questa crisi. Dall'innalzamento del mare, in particolare a Venezia, al Mose e non solo, i grandi temi ambientali che stanno mettendo a rischio interi continenti e non per ultimo gli incendi che hanno devastato ettari di terra in Amazzonia, aree grandi quanto delle piccole e medie città italiane. Questo camp consiste nell'occupazione di un luogo che doveva essere cementificato a favore di una propaganda per il cambiamento climatico, cioè non a favore, contro il cambiamento climatico. Abbiamo deciso di farlo perché qui c'è il Festival di Venezia ed è un ottimo palcoscenico per farsi vedere in tutta Italia e perché i cambiamenti vanno fatti adesso.